Buonasera a tutti e bentornati a Call Center Cortesia, il programma per le anime disperate e scarognate che ci chiamano a noi per sfogarsi. Sentiamo se c'è già qualcuno in linea, pronto? Sì, buonasera signora, volevo parlare un po' di un problema che ho con mio marito. Ah, beh, siamo in buona compagnia, allora mi dica signora, salve, mi dica. Non riesco a fargli fare nulla in casa, abbiamo una persiana rotta da 3 mesi e non l'ha ancora aggiustata, glielo chiedo ogni giorno ma o si innervosisce o mi dice che lo farà domani. Guarda, te capisco perfettamente tesoro, avevo anch'io sto problema e posso dirti, sbagli tecnica con sto uomo. Cioè? Sbagli completamente, ti te che da ricordarti, non te che da dire che forza cambia la persiana, sistema giusta, no, la tecnica corretta è questa, te che da dire che domani vieni qua a me cognà perché che go telefona per aggiustare la persiana che ti non te gagna ancora sistema. A quel punto il tuo marito ti dirà: "Oh, cosa serve che te chiami tuo cognà? Faccio me, giusto me, ci penso io." E ricordate che un uomo non fa una roba per amore e fa per fare che dispetto a un altro uomo. Ma grazie, ma lei è un genio! Grazie. Beh, comunque per la cronaca adesso la persiana a casa mia è a peso di prima. Tutto il numero di mio cognà. Magari, grazie. Arrivederci, alla prossima. Grazie. Buonasera e benvenuti alla nostra rubrica Momento Critico, con cui andremo a conoscere i grandi classici del cinema in compagnia del nostro critico Vianeo da Mestre. Eccomi qua, ciao. Buonasera Vianeo, allora ricordiamo che lei fa il critico di lavoro. In cosa consiste questo? Quasi una roba facile, mi vado al cinema, guardo il film e durante già la proiezione tacco dire: a me mi pare una gran buiata, c'era meglio pubblicità di prima, oi regista, colpa te! Tacco dei consigli anche naturalmente. Lei è critico proprio... Secondo te, sono critico. Allora, da critico andiamo ad analizzare due grandi classici della storia di cui le chiederò trama e critica. Iniziamo dal primo, Robin Hood, trama. Ruba ai ricchi per dare ai poveri. Critica? Fatto bene, bravo. Veloce, efficace, però magari se ci può dire qualcosa in più per aiutare chi è a casa a capirne di più del film che andremo a presentare. Il prossimo film è Il Padrino, trama. Una famiglia di italiani va in America e pianta la mafia. Ciao amore, se 3 film, 3 ore a film, se 9 ore su 9 ore, comunque sei una famiglia di italiani che va in America e pianta la mafia, quello Critica? Carina anche la versione veneta del film Il Padrino intitolata Me Santo Eo. A proposito di Me Santo Eo, oggi è San Paolo Apostolo, ne approfitto per salutare tutti quelli che si chiamano Apostolo. Ciao a tutti gli apostoli all'ascolto, il momento critico finisce qui, arrivederci da me e da Vianeo da Mestre. Ma chi è che si chiama Apostolo? Me Santo Eo.